Analisi, riflessioni e proposte. È questo che la Confartigianato del Veneto vuole discutere in ambito di Industria 4.0 con il comitato direttivo della federazione insieme a tutte le categorie chiamate a raccolta qui oggi a Mogliano, perché il tema è all'ordine del giorno, il tempo è poco, le difficoltà sono molte e le imprese artigiane non possono mancare questo appuntamento con la digitalizzazione e con l'appuntamento con internet e le nuove tecnologie. Chiamati a raccolta gli artigiani, un parterre d'eccellenza con il professor Micelli, il dottor Manfredi di Confartigianato Nazionale e poi la Regione Veneto e riflessioni da parte della categoria ICT e di alcuni consulenti della Confartigianato del Veneto. Il tempo è poco, oggi appunto faremo il punto della situazione con una serie di esperti del settore, perché bisogna partire già da domani e attrezzare le nostre imprese affinché siano in grado poi di captare tutte queste opportunità e portarle all'interno delle loro aziende. La digitalizzazione è in corso ormai da anni, Confartigianato è da anni che sta facendo su tutti i territori una educazione anche al digitale e un avvicinamento al digitale, e queste adesso sono le aziende che già sono pronte per poter usufruire di queste opportunità derivanti da Impresa 4.0. È proprio la funzione vera delle associazioni di categoria che sono a passo coi tempi, dare servizi innovativi. E soprattutto essere un faro, essere in grado di captare quelle che sono le grandi opportunità che arrivano dalla modernità, dalla digitalizzazione, e trasferirle alle imprese, anche a quelle imprese più refrattarie o che pensano di non avere benefici da questo tipo di attrezzature, da questo tipo di innovazione. Professor Stefano Micelli, grande esperto di makers, di digitale, chiamato dalla Confartigianato del Veneto ad affrontare questo tema di Industria 4.0, coniato in Impresa 4.0, visto che si parla di artigianato. È una grande opportunità per queste imprese venete dell'artigianato o è un grande punto di domanda? In questo momento vogliamo essere ottimisti e quindi parliamo di grande opportunità. Siamo convinti che oggi la democratizzazione della tecnologia consenta a una vasta platea di operatori, anche di piccola dimensione, di fare proprio il tesoro che le nuove tecnologie mettono a disposizione anche nei settori di tipo tradizionale, quelli tipici del Made in Italy. Siamo convinti che tutto questo passi da un lato attraverso una sfida, diciamo, strategica, combinare l'artigianalità con l'high tech in una mescola che il mondo ci riconosce come originale e interessante. Ovviamente questo non si fa con le risorse che abbiamo già a disposizione, bisogna avere il coraggio di scommettere sui giovani, dobbiamo avere il coraggio di scommettere su un percorso di proiezione anche internazionale che non può fare a meno del web e delle sue potenzialità. Dobbiamo essere ambiziosi, ma ci sono tutte le possibilità per fare molto bene. Non è che rischia di diventare comunque una cosa di nicchia solo per alcuni? È possibile che sia una cosa diffusa? Oggi la comunicazione, in particolare la comunicazione dei media, ha enfatizzato molto il potenziale di questi strumenti per le grandi e le grandissime imprese. C'è la sensazione che questi nuovi strumenti, dall'internet delle cose all'intelligenza artificiale, possano essere tradotti in beneficio economico solo da grandi e grandissimi operatori. In realtà negli Stati Uniti e in altri paesi d'Europa c'è la netta convinzione che se sarà rivoluzione, sarà una rivoluzione dal basso. Sarà una rivoluzione guidata da giovani che si alleano con aziende già attive sul mercato, che si alleano con un saper fare che nasce dalla tradizione. Siamo dell'idea che oggi questa mescola originale possa davvero essere alla base di prodotti nuovi, interessanti, innovativi, che peraltro sono nel solco di una tradizione che il Nord-Est ha già battuto negli ultimi 30 anni. A noi il compito, l'onere di rinnovare questa tradizione, di rilanciarla su un mondo che si è fatto più grande, un pochino più competitivo, tenendo conto però che siamo ben voluti, siamo guardati con ammirazione e curiosità da una domanda internazionale che continua a credere al Made in Italy e al suo potenziale. Qual è lo scenario che vede da qui a fine anno? Poco tempo? Si può fare? Ci voleva? Allora, assolutamente poco tempo, però si può fare, nel senso che è un'opportunità da cogliere assolutamente. Non possiamo come aziende artigiane non salire su questo treno, perché è un treno che può determinare per molti una questione di sopravvivenza e mantenimento nel mercato.
Secondo lei l'artigianato, non quello dell'ICT, ma in generale quello che dovrà sfruttare l'ICT per modificare le produzioni, è pronto, è disposto a investire, è spaventato? Allora, abbiamo dei numeri che dicono che 3 aziende su 4 non sono ancora pronte, però questa è una grossa opportunità, cioè c'è lo spazio assolutamente sia per le aziende professionisti dell'ICT sia appunto per le aziende che non sono ancora pronte per digitalizzarsi e intraprendere questo percorso. È un percorso molto spesso di filiera, probabilmente quindi il capo filiera obbligherà o comunque imporrà in modo amichevole di implementare queste tecnologie e questi modi di lavorare. Stiamo parlando di un programma del governo che è un programma molto complesso. È molto complesso perché sono molto ambiziosi anche gli obiettivi, cioè quelli di far compiere al nostro sistema manifatturiero un deciso salto in avanti. E per fare questo c'è molto da fare, bisogna spiegare, per questo parliamo di istruzioni per l'uso e presenterò oggi uno strumento che noi abbiamo messo a punto che esattamente fa questo, cioè servirà da guida pratica alle imprese e alle nostre associazioni per capire di che cosa si sta parlando, quali sono le tecnologie e quali sono gli interventi previsti e quali sono le opportunità che vanno anche al di là degli incentivi che il governo offre. Ovviamente la comprensione del fenomeno è la parte iniziale e fondamentale di un lavoro di trasformazione digitale che è quello su cui siamo tutti impegnati. Lei si è occupato molto, ha scritto anche un libro sui makers, cioè questa digitalizzazione dei mestieri tradizionali, ma a parte i makers, il resto delle imprese artigiane, il manifatturiero, per lei è pronto a questo salto o gli artigiani devono prima capire di che cosa si tratta? Allora, sicuramente devono capire di che cosa si tratta, devono soprattutto sviluppare la curiosità. Allora, io ho visto in anni di studio e di fortunato confronto con le imprese artigiane, ho visto che dove gli artigiani hanno capito, hanno applicato la loro curiosità e la loro capacità di fare e di trasformare anche le cose più ostiche per il bene dell'azienda, hanno fatto delle cose straordinarie. Ecco, io credo che con il digitale bisognerebbe applicare la stessa chiave di lettura, per cui il digitale e le tecnologie offrono delle opportunità, ovviamente queste opportunità hanno dei costi che sono essenzialmente costi di trasformazione del modo in cui si fa impresa, del modo in cui si produce, del modo in cui si tratta con i clienti, del modo in cui si guarda il mercato, però di fronte al prezzo di queste trasformazioni ci sono anche delle opportunità molto forti. E io credo che il bilancio costi-benefici sia assolutamente favorevole e che valga la pena di fare questo sforzo. E lei che come un drone viaggia in giro per l'Italia, il Veneto lo vede avanti, indietro, come gli altri? Il Veneto è molto avanti perché qui abbiamo straordinari esempi di imprenditori curiosi che hanno fatto cose molto importanti e che hanno anche saputo utilizzare le tecnologie. Ovviamente il Veneto compartecipa di un problema che per noi è un problema nazionale, cioè quello di passare da un drappello di imprese molto dinamiche che hanno fatto cose eccezionali e che oggi ci servono come esempi viventi del fatto che si può fare, si può andare molto lontano, al grande corpo delle imprese artigiane. È un lavoro molto più complesso, è un lavoro anche di vendita, tra virgolette, di queste soluzioni ed è quello che dovremo fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni.